Ecco, siamo nell'area di sosta, parcheggio più che altro di Asiago. Vedete che ci sono diversi camper, il pagamento è a parchimetro, 5 euro al giorno con le monete oppure con la carta di credito. Si digita la targa e 24 ore 5 euro. Ottimo. Ecco, la temperatura oggi è ottima, saranno 10 gradi sopra zero, sono le 11 del mattino. Però come vedete sulla destra c'è ancora molta neve, perché nei giorni scorsi è nevicato parecchio. Quindi anche il panorama è eccezionale. Ora andiamo per una brevissima passeggiata in centro ad Asiago. Ebbene sì, una volta, dal 1910, ad Asiago si poteva arrivare anche con il treno. La ferrovia Rocchetti-Asiago era a scartamento ridotto, in parte a cremagliera, e collegava l'altopiano dei 7 comuni con Schio e Tiene. Fu dismessa nel 1958 e poi smantellata. Il tracciato iniziava dai 283 metri sul livello del mare di Rocchette e terminava ai 1000 metri di Asiago, lunga poco più di 21 km. Ora la sede ferroviaria rimane evidente quasi per intero ed il tratto Campiello-Asiago, di circa 14 km, è stato trasformato in un bellissimo percorso ciclopedonale attrezzato. Eccoci al stadio del ghiaccio, il palaghiaccio. Ovviamente per motivi di Covid è vietato l'accesso. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Che meraviglia, hai visto? Sembra Natale, ma Natale di tanti anni fa, di quando eravamo piccoli. Noi guarda, ci sono le macchine di latta, ci sono le bustine, i bamboli in legno. È veramente bellissimo, emozionante. Il Duomo di Asiago è intitolato a San Matteo. La prima chiesa era in legno e successivamente venne riedificata in pietra nel 1393. Più tardi il Duomo venne ricostruito in stile neoclassico tra il 1842 ed il 1870 e consacrato il 2 settembre 1888. Fu però distrutto nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale. La chiesa attuale venne edificata dopo il termine del conflitto e fu completata nel 1922.
sacrario di Asiago, dove ci sono le tombe dei soldati morti con la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, sia italiani che austriaci. E purtroppo però in questo periodo è chiuso per lavori di sistemazione per la sicurezza e quindi non possiamo accedere. Però merita soltanto la visita, verremo un'altra volta e ve lo faremo vedere nella visita magari quest'estate. Questa sera ci raggiungono sul loro camper il nostro nipotino con i suoi genitori e così dobbiamo preparare qualcosa di sano da mettere in tavola a cena. Un buon purè di patate ci sembra un ottimo contorno da accompagnare allo spezzatino e così Anna Maria si mette subito all'opera. In verità di solito andavamo spesso al ristorante nei nostri viaggi perché assaggiare la cucina dei posti che visitiamo fa parte della vacanza. Ma purtroppo adesso per via del Covid non è possibile e anche noi preferiamo evitare. Così ci siamo attrezzati in camper. Abbiamo preso la pentola a pressione, il mixer a immersione con tutti i suoi accessori e altri dispositivi molto utili nella cucina del camper. Vi lascio la lista qui sotto sulla descrizione del video. Ovviamente continuiamo ad andare a fare la spesa nei negozi dei luoghi che visitiamo, perché oltretutto è molto bello e interessante fare due chiacchiere con il personale. Pronto il purè? Pronto il purè, finché aspettiamo Davide che arriva, la nonna ha preparato il purè. Finalmente si respira un po' di aria sana qua, aria pulita. Guardiamo.